L'assessore ai servizi sociali di Palma di Montechiaro, Antonella Lovasco, ha comunicato che la giunta municipale guidata dal sindaco Castellino anche quest'anno ha approvato i progetti di utilità collettiva rivolti a persone che beneficiano dell'assegno di inclusione e del supporto di formazione e lavoro. I PUC approvati dalla giunta, predisposti dal distretto sociosanitario di 5 Licata Palma di Montechiaro, permetteranno ai percettori dell'assegno di inclusione e del supporto di formazione e lavoro di prestare la propria opera negli ambiti ambientale e tutela dei beni comuni al servizio della comunità, acquisendo nuove conoscenze mediante esperienze formative sul campo, con l'obiettivo di migliorare il livello di vivibilità dell'intera comunità e sviluppando una cultura rispettosa della cura della cosa pubblica. I progetti approvati sono a servizio di Palma 2, prevede il miglioramento del decoro delle aree verdi attraverso attività che rendano più accoglienti e ospitali gli spazi urbani e gli immobili comunali, con 20 unità previste. Edifichiamo Palma 2, che guarderà alla riqualificazione e alla manutenzione di arredo urbano, aree verdi ed edifici comunali, con altre 20 unità che lavoreranno. Per un comune pulito 2 si occuperà della pulizia e la custodia degli uffici comunali, ancora 20 unità saranno al lavoro. Grazie a questi progetti, afferma l'assessore Lovasco, saranno coinvolte 60 unità con un impegno orario di 16 ore settimanali da svilupparsi su più giorni a settimana per un totale di 11 mesi.